Ci troviamo in questo momento a Breganze e come potete vedere c'è un grande cartello che ci dice appunto che per quanto riguarda la Pedemontana Veneta dal 18 di giugno, dunque da oggi è aperto il tratto Malo-Breganze, dunque si apre questo secondo tratto della grande infrastruttura che è destinata a collegare il Vicentino con il Trevigiano. Adesso abbiamo questi 10 km da Malo, si va fino alla Valdastico, dalla Valdastico a Breganze sono già 20 km su 94 km e mezzo. Questo è il casello di Breganze. Entrando in superstrada pedemontana da questo punto si potrà poi proseguire verso la A31, la Valdastico, oppure proseguire verso il nuovo casello di Malo. Tanto per renderci conto meglio, vediamo il tracciato completo della Pedemontana. In rosso abbiamo evidenziato il tratto di superstrada che ad oggi è percorribile. Stiamo parlando di un'opera di 94 km e mezzo, 36 comuni, 14 caselli, opere per 2 miliardi e 258 milioni di euro. E oltre i 94 km e mezzo del nastro d'asfalto ce ne sono altri 68 di opere di adduzione. Nel resto del tracciato i lavori proseguono a ritmo serrato, soprattutto nella parte vicentina dell'opera. Ecco i cantieri che incontriamo nel tratto da Breganze a Bassano. In alcuni punti l'infrastruttura è a buon punto, si lavora già all'asfaltatura. In altre zone, verso Marosticense, ruspe e camion sono all'opera. Io penso che se verosimile 2021 si chiude. Già a fine anno comunque avremo, da qui a fine anno se ne apriranno altri di stralci funzionali. Sa che da oggi apre anche il tratto verso Malo? Ah, benissimo. Io uso sempre l'autostrada. Ben vengano le nuove autovie. Grazie.